Eccomodos per aulis, o crot che coventim per spiegare queste messe di usgnot, che come sapeis, o le celebrin per unità di Iglesia tal Friuli. Il primo motivo che si ingancias per fare queste celebrazioni di usgnot è la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, che si celebra un po' in tutto il mondo, tanto cattolico che protestante che orientale. A noi sembra talmente naturale, anche se arriviamo qualche anno in ritardo, non sembra talmente naturale che in te occasioni che in queste settimane si prega perché i cristiani cominciano a intendersi a iesi tutune, non si dismenteassero in nome di questa grande unità, non si dismenteassero di nostra unità, perché è un fatto. Non lo ha inventato io e non lo avete inventato voi altri. È un fatto che solin avviori in maniera che si chiatin dal punto di vista di unità di Iglesia in Friuli o si fa a Tocus o a Tininins che neanche a fallo a queste non si fa compagno. Ho squento città qualche fatto. Così per esempio la diocesi di Concordia è situata in provincia di Vignesie e Regione Veneto. La Maria Aquileia è situata in provincia di Udine e in diocesi di Gurise. Sapade è situata in diocesi di Udine in provincia di Belluno. Io mi domando se si poteva fare a Frucions di più la situazione. E allora ci si fa. Ho credo che un cristiano la prima pensiero che i vegni tagliava alle chiesto. O sai io che la preghiera tante volte si servisce poi perché l'altro mondo che per questo, ma la prima roba è proprio di domandare a Dio che si visi di noi e che torni a un'inus come che l'aveva lui, o pensi l'idea, quando che non sa clamasse fede mediante Ermacore o di Fortunato o di cui per loro tanti secoli in ora. O pensi che esattamente preant per unità concrete di Iglesia nostre o partin il contributo reale e unità di tutte le Iglesie, perché che le strampe non attiati un'altra per aule, per di badare ai grandi problemi di che altri, se non vioni propri, che sono il contributo, il mudon necessario per fare la Chiesa grande. Ma ho credo che sia un altro motivo di clarì per celebrazione di Usgnot. Ovei sentito favelare in quest'anno che qui a Udine e tegneressin un congresso eucaristico che ha un titolo ben preciso: Eucaristie e comunità locale. Avvio di ben a chialau con un voli seren e sclet e net, si accorgisci che quando favelin di comunità locale non sanno ben qual comunità locale. Se vuol dire dome la diocesi di Udine o se vuol dire anche la diocesi di Gurise e di Pordenone. Perché? Per una roba naturale che noi fate io come che dicevi ne voi altri. Perché che il cristianesimo perdut là che si è diffonduto non l'ha creato lui le comunità, le sacchiatades. E da che le sacchiatades ha ciru di insedare in che comunità si spirito di Cristo. E qui non ho vinto una sorte forse uniche in Europa. Ho vinto questo fatto, che torno il secolo VI, dopo il 560 voto, il vescovo di Aquileia, per dretto o non dretto, al succede sempre così, alle succedute compagni a Costantinopoli e di Casate Sbande, si è chiamato patriarca. E all'estate esattamente il patriarcato, che non l'ha chiatata la comunità lì, ma addirittura le ha fatte, perché che i furlans sono furlans per via di diocesi patriarcali. E ha durato fino al 1751 e è un'unità reale.
dal 1751 è succeduto un fatto che io ritengo grave. Il patriarcato di Aquileia è stato soppremuto, non per motivi di religione che allora io sopporterei, non per motivi di predicazione, ma per motivi di politiche, come che dicevano in che volte di ragione di Stato. Per via che erano in questione Maria Teresia di Austria con la Repubblica di Vignesia e non ovin paiato i cons di loro due. Il patriarca in che volte Delfino alle muerte di Crepecur 2 anni dopo e alle seppellite iglesia di Sant'Antonio donde dal palazzo dell'arcivescovo. In quel momento sono nasciute due arcidiocesi di Udine e di Gurise, però l'unità è restata stessa. Allora io mi dico, podino domandare a Dio esal mal, domandare a Dio che nos dei la grazia di tornare a essere uniti in te stessa iglesia come una volta, come all'epoca del patriarca. Dicignus che ste robe qui e mi ven un pensiero e una tentazione non me lasciais Dio. Qualcuno al podima è un reclamo dal passato, in daur non si torna e io non vuoi tornare in daur, o vuoi là in davanti vuoi. A me mi pare che la Iglesia par anche te so strutture come che dici in comò e devi essere genuine. E per essere genuine bisogna che la sua struttura, la sua diocesi, la sua comunità siano il più possibile reali. E allora facciamo reali. Dato che è la scingle, che ho creduto che al giovi pastoralmente, perché in fondo le divisioni non sono state fatte per motivi pastorali, ma sono state fatte per motivi differenti. E allora la roba più naturale è di rivolgersi prima di tutto a Dio e mediante di Dio agli uomini, perché capisci che una roba del genere non le dome un reclamo dal passato, non le dome una feste, non le dome un reclamare la storia che pure è una grande roba e non si infisa le nostre storie, ma è esattamente un creare le condizioni per un'azione pastorale seria, profonda e io torno a ripetere che per aule di prima perché mi piace, genuine. E mi lasciai dire un'altra roba, perché le uscirai voi a novio di ciò che succede. In fondo la religione come anche dai nostri paesi e delle nostre città in Friuli è come in crisi. E io starei per dire che la crisi è poi dai predici che dei inti. E mi domandi, c'è molto si fa la rispondi a... Sì, io ho varie risposte. Ho le tenti e ho le chiappais come il parei di un, che al po' sbagliare e che massime per fare analisi di situazioni religiose del sointa al po' indivinale, al po' sbagliare. Io credo che ormanchi genuinità. A un certo punto, taglie di qua, fruce di là, o si indismenteas de genuinità de nostre in e de genuinità de religione de nostre in. A un certo punto non sappiamo in che ambiente c'è mute con c'è unità, quindi insedà il Spirito di Cristo in queste. A un certo punto si lascia schiappare retoriche e perché no, dicono che è da interesse che non sono dome che è religioso e allora si è perduta la genuinità della religione e dal popolo là che si ha di insedare. E le conseguenze se tante volte non vengono d'un colpo. Al passo un secolo, al passo due, arriva un groppo e si paia tutto. Io credo che al proprio tal seti il coraggio
con la storia in man, con la situazione di voi in man, con un spirito libero e tranquillo, esattamente di tornarci la genuinità della nostra fede. E chialai, la genuinità della nostra fede le torniamo chiatato là in che le hanno fondate. E chialai che proprio in che anni sculi, int non estre, e sta scovirgendo un gran nestri vescul dall'antichità Cromasi di Aquileia, come un gran pari, come un gran predicatore del Vangelo. Ovin bisogna come ritornare, non di tornare in daur, ma di tornare a bevi de aghe genuine che gli state portare chi te fede. Per poter tornare a essere autenticamente genuini, freschi, adas al nostro popolo, perché no, se no, alle automatiche che il cristianesimo e che la religione diventino robe foreste per il nostro popolo. Questi i miei pensieri. Io sinceramente mi auguro in robe che vogliono celebrare un congresso eucaristico intitolato Eucaristia e Comunità Locale, che lo celebreranno anche se sono che hanno le responsabilità massime dell'Ecclesia a tenere conto di questo fatto. E come che hanno fatto di altre bande, sale alt di giustare, si lo giusti. Sale alt di domandare perdono te storie, si lo domanda. Perché che io credo che Cristo è venuto domandando su una robe al principio perché la sue parole entri nelle nostre anime, metanoeite, dice in greco, in furlan, mendaici. E qui e sono tante robe di mendare. Allora sì che può diventare veramente un congresso eucaristico che favele de comunità locale. Perché è genuino che Cristo l'ha istituito un sol vescul, ma tanti vescui, tanti cancovente per comunità umane che sono in questo mondo. E come coviolis, io finisco con questo, all'era tan naturale, che io dicessi in Signore la messa in furlan, in base a ciò che stai dite fin come. E come insieme disin il credo.